Augurare vuol dire desiderare il bene. Il Vescovo ha espresso questo auspicio per i fedeli della diocesi, incentivandoli a coltivare i rapporti di amicizia, solidarietà e aiuto reciproco già presenti. Auguri di Natale fra il Vescovo e i sindaci. Monsignor Tanasini ha sottolineato il forte legame di solidarietà nei momenti difficili, invitando a sviluppare il sistema Tigullio di aiuto reciproco. Improntare la propria esistenza alla giustizia e all'amore reciproco, la riflessione del Vescovo durante l'incontro natalizio con le comunità migranti della diocesi. Un Natale che arriva sotto i migliori auspici alla Fincantieri di Riva Trigoso. Monsignor Tanasini ha visitato il cantiere rivano invitando ad anteporre sempre l'uomo alle strategie aziendali. Come San Giuseppe, silenzioso custode della vita di Gesù, il servizio di Anfas per i fragili è sempre più prezioso e affidabile. Fra mille difficoltà si è rinnovata la tradizione dello scambio di auguri prenatalizio. L'adorazione e la preghiera sostengono la speranza della diocesi. Appello del Vescovo Alberto Tanasini ad aderire alla comunità Pro Mundi Vita, che si impegna nella preghiera per le vocazioni. Messa di Natale per le lampade ardenti all'Acquarone. C'è un profondo legame tra gioia e adorazione eucaristica, ha sottolineato il Vescovo di Pavia che ha presieduto l'Eucarestia. Presepe vivente in uscita per il Maria Luigia di Chiavari. I bambini hanno rappresentato la Natività in pieno centro e non nelle aule chiuse della scuola. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. A pochi giorni dal Natale dedichiamo ampio spazio questa settimana agli incontri prenatalizi, agli scambi di auguri e alle celebrazioni presiedute dal Vescovo della diocesi di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. In apertura vi mostriamo l'intervista che abbiamo realizzato proprio con il Vescovo della nostra diocesi in occasione dello scambio degli auguri natalizi con gli operatori del mondo della comunicazione. Un momento che idealmente è l'occasione per porgere gli auguri di Natale a tutte le persone che vivono sul territorio della diocesi di Chiavari. In particolare quest'anno ovviamente non poteva mancare un riferimento alla mareggiata del 29-30 ottobre che ha colpito gravemente una larga fetta del nostro territorio, però questa è stata l'occasione per mettere in luce da parte del Vescovo della nostra diocesi una possibilità di speranza e di ripartenza, perché c'è stata in quell'occasione un'evidente manifestazione di solidarietà e di unità proprio da parte delle persone colpite, che è un patrimonio da cui ripartire e per avere anche uno sguardo di speranza sul futuro. Subito dopo vi mostreremo il servizio che abbiamo realizzato nei locali della Curia alcuni giorni fa, quando i sindaci del territorio del Tigullio si sono radunati proprio con il Vescovo per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Ecco, questo è stato un altro momento molto bello di condivisione, sempre con riferimento alla grave mareggiata di fine ottobre, e anche in questo caso c'è stata l'occasione per provare a pensare un cammino di unità fra tutte le amministrazioni comunali del territorio, unità che si è resa evidente nei giorni dell'emergenza, ma che può essere uno stimolo proprio a costruire qualcosa di più per il futuro. E allora vediamo insieme i nostri primi due servizi. Augurare vuol dire desiderare il bene. Partendo da questa considerazione, il Vescovo ha formulato gli auguri di Natale a tutta la diocesi nell'incontro consueto con gli operatori dei mezzi della comunicazione sociale. Monsignor Tanasini ha preso spunto proprio dagli eventi che hanno caratterizzato la cronaca locale negli ultimi mesi per sottolineare il bene che esiste e si è manifestato con evidenza tra persone, comunità, realtà locali. Certamente sono sempre gli auguri del Natale, cioè gli auguri del vivere questo momento come un momento di bene. Si mette in evidenza questo, il bene, raccogliendo il bene che c'è davvero tra noi, non un bene artificioso, ma il bene concreto, e ce n'è bene tra noi. Il mio augurio va a tutti coloro che hanno patito le conseguenze della mareggiata, del fortunale, e che nel silenzio, mi par di dire, vedono delle difficoltà
L'augurio è di una ripresa sostenuta anche dalle solidarietà di tutti, dal sostegno di tutti e nello stesso tempo dalla buona volontà di tutti. Il vescovo ha quindi invitato a guardare il presepe che ci parla e ci insegna ad amare, un amore che si concretizza in solidarietà, amicizia, aiuto reciproco. Quindi gli auguri personali a ciascun diocesano. È l'augurio di serenità per le famiglie, per tutte le famiglie, un saluto particolare agli anziani, ai giovani, agli sposi, soprattutto ai giovani sposi, perché vivano questo momento come rafforzamento della loro solidarietà familiare, della loro unità familiare. Ecco, questo è il mio augurio al Tigullio, un Tigullio che non deve arrendersi alle difficoltà di qualunque genere, ma affrontarle. In un clima familiare ed affettuoso, il vescovo Alberto Tanasini ha formulato gli auguri di Natale ai rappresentanti del comune del Tigullio. Gli eventi difficili che hanno caratterizzato il 2018, dal crollo del ponte Morandi alla più recente mareggiata, hanno messo in evidenza, ha sottolineato il vescovo, il senso comune di solidarietà e di aiuto reciproco, vissuto in prima persona da chi ha subito danni e perdite. La solidarietà, la capacità di reazione, la prontezza. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre nel porto di Santa Margherita si sono corsi veramente dei grandi pericoli e infatti anche in Consiglio Comunale abbiamo ringraziato formalmente con grande piacere le persone che si sono attivate spontaneamente, si sono mosse recuperando quello che io ho vissuto sempre anche da bambina, cioè il senso di appartenenza al mare. E quindi la solidarietà spontanea. Poi una macchina anche di protezione civile che ha funzionato molto bene, le persone che venivano da fuori, ecco, stupite, colpite dal vedere i danni, e questo condividere anche emozionalmente, perché per quanto si reagisca c'è sempre poi una parte da digerire, no? Un impatto che va un po' digerito, e questo è accaduto in maniera veramente toccante, anche appunto con l'asciuttezza, con la battuta, però con la vicinanza effettiva, e questo è stato una grossa forza. Le ferite non si sono ancora rimarginate, ma Santa Margherita Ligure, come altri paesi colpiti dagli eventi meteorologici, si apprestano a vivere le festività in un clima di normalità. La vita è ripresa con veramente un alto tasso di normalità. E io sono veramente un po' fiera dei miei concittadini di tutte le categorie, perché così magari mogugnando e tutto, però nella realtà dei fatti c'è questo, no? Tenere la schiena dritta. L'atteggiamento solidale auspicato dal vescovo ha caratterizzato anche la ripresa nei comuni dell'entroterra, alle prese con una lenta ma tenace ricostruzione. Nelle nostre frazioni è molto importante avere un luogo dove trovarsi, dove incontrarsi, e in alcune frazioni, nelle più piccole, l'ultimo punto rimasto, l'ultimo baluardo è la chiesetta, una cappella, una parrocchia. E i cittadini, come dire, si trovano lì e si rimboccano le maniche, mettono mano anche al portafoglio per tenere vivo questo punto di riferimento. E nella fattispecie gli eventi meteorici di quest'autunno hanno lesionato in maniera importante il cimitero del capoluogo, e lì i cittadini con la parrocchia, la curia, l'amministrazione ha fatto la sua parte, in poche settimane è stato tutto riaperto e sistemato, e questo è segno che c'è una grande collaborazione nelle piccole comunità.
E poi un'altra parrocchia, sempre nel nostro territorio, la parrocchia di Boasi, dove i cittadini con l'amministrazione e il parroco stanno via via mettendo a posto questa chiesetta, che è uno degli ultimi punti di quella valle laterale dove i cittadini possono trovarsi. Quindi la solidarietà voi la sperimentate anche proprio da cittadini ad amministratori e poi anche con le realtà vicine? Sì, senz'altro questa forma di solidarietà e collaborazione è notevole, perché poi le persone si spostano da una frazione all'altra per vivere i momenti insieme, di festa, come dire, ora per Natale ci saranno i presepi e i cittadini si sposteranno, si muoveranno per andare a vedere i presepi dei vicini, rincontrare amici e insomma d'estate ci sono le feste patronali, insomma sono piccole cose che però ci permettono nei nostri paesi di continuare a mantenere lo spirito di comunità. Il Vescovo ha anche ricordato l'importanza di non chiudersi in se stessi, pur cercando di sviluppare un sistema Tigullio di aiuto reciproco. E dobbiamo realizzarlo, perché il sistema Tigullio è un po' il sistema che noi amministratori dobbiamo, come dire, portare avanti per necessità, perché da soli non si riesce a fare nulla, dobbiamo fare sistema e dicevamo come in questi mesi le nostre amministrazioni hanno fatto sistema in Consiglio Comunale, proprio sostenendo aziende del territorio in difficoltà, ritenendo importante le infrastrutture per il proseguo della vita delle comunità locali. Mi sembra che i concetti che ha espresso il Vescovo questa mattina siano assolutamente importanti e dovremmo fare uno sforzo per ribaltare effettivamente questi concetti anche sulle nostre amministrazioni. Anche l'aspetto della città metropolitana credo che sia importante, l'apertura del Tigullio verso un orizzonte un po' più ampio, che è quello di tutta la città metropolitana, e non chiudersi in se stesso. Nel contempo è importante rivendicare anche la nostra importanza e il nostro appartenere al grande sistema di Genova. Ecco, quindi credo che, però mi pare che tutto sommato anche in queste emergenze che abbiamo vissuto in questi mesi, l'interesse e l'importanza di questi avvenimenti si sia fatta sentire anche in città metropolitane, anche gli interventi precisi, puntuali, credo che si siano visti anche in questo territorio. Tra sindaci riuscite già a far rete? Ecco, questo è un altro aspetto che a volte magari qualche difficoltà la troviamo, però credo che per il futuro sia assolutamente indispensabile cercare e valorizzare le sinergie che ci sono tra i vari comuni, che altrimenti sono destinati veramente a vivere in una difficoltà che si fa sempre più importante, sempre più pressante. Solidarietà c'è sempre, e questa invece in occasioni di eventi meteorologici che mettono in difficoltà le realtà. Sentivamo il sindaco di Borzonasca, non sempre le parti del territorio sono le stesse che vengono colpite da questi eventi, ma diciamo così c'è una solidarietà estesa. Sì, questo assolutamente sì, anche tra noi sindaci, tra le amministrazioni, tra i cittadini, soprattutto questo aspetto di solidarietà viene fuori in questi momenti, ma credo che dovrebbe essere una forma che venga fuori quotidianamente, nella quotidianità, ecco, sia importante che venga fuori in questi aspetti, mi sembra. Un momento sempre particolarmente commovente è la celebrazione eucaristica prenatalizia per tutte le persone immigrate nel nostro territorio. Sono tante le persone che vivranno le feste qui, lontano magari dagli affetti più cari. E allora anche quest'anno diverse comunità di persone immigrate che vivono nel nostro territorio si sono radunate nella cattedrale chiavarese di Nostra Signora dell'Orto per la celebrazione dell'Eucaristia, presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini, e per un momento di fraternità che è stato condiviso nei locali del seminario. Erano presenti le comunità filippina, sudamericana, ucraina e anche altri. Vediamo. La messa di Natale del Vescovo per le comunità di migranti è un momento raccolto e familiare in cui ciascuno porta le proprie esperienze anche attraverso espressioni e tradizioni differenti. In cattedrale si è riunita una rappresentanza delle diverse realtà che sono presenti in diocesi. È una tradizione bella che ho trovato, sono 4-5 anni che il Vescovo mi ha chiesto di seguire questo aspetto della vita della nostra Chiesa. E ho trovato appunto questa tradizione, no? Cioè la scelta
di una domenica prima di Natale in cui ritrovarci tutti in cattedrale, nella casa del Vescovo, per fare gli auguri al Vescovo e pregare insieme con lui in vista del Santo Natale. E partecipano vari gruppi, partecipano un gruppo nutrito di filippini, quest'anno erano un po' meno perché molti sono partiti per ritornare a casa, hanno trovato probabilmente la possibilità di prendere un po' di ferie in questo periodo. Poi partecipano sempre i Tamil, i latinoamericani e gli ucraini. Ecco, è un momento semplice, si prega insieme e poi si viene qui in seminario, ci si scambia gli auguri cantando un po', riprendendo i canti della propria tradizione, delle proprie origini, della propria tradizione culturale. Quindi adesso per esempio abbiamo ascoltato alcuni canti slavi, prima in italiano poi nella loro lingua, fatta dai nostri amici ucraini, e dei canti del mondo latinoamericano, e poi naturalmente abbiamo concluso con l'Astro del Ciel che ci accomuna tutti. Monsignor Tanasini ha proposto una riflessione prendendo spunto dal Vangelo. La terza domenica d'Avvento è la domenica della gioia perché il Signore è vicino, non solo perché il Natale è ormai imminente. Il Signore si è fatto prossimo in tutte le circostanze della vita, anche in quelle più difficili. Da qui l'invito del Vescovo a vivere la vita quotidiana nella giustizia, nell'amore reciproco. Impariamo a discernere quello che conta da quello che invece deve essere lasciato, abbandonato, perché la nostra vita non si riduca mai ad avere un pugno di cenere in mano. L'accoglienza e l'integrazione passa anche attraverso alcuni luoghi di incontro nelle parrocchie. A Rapallo con le comunità tamile filippine e dell'est europeo, a Chiavari e Lavagna con i sudamericani. Com'è la realtà dei migranti nel nostro territorio? È una realtà integrata con il territorio circostante? Devo dire che è una realtà che ancora conosciamo poco, perché i numeri parlano, come dire, di una presenza significativa, circa l'8% della nostra popolazione. Sottolineo che sto parlando non dei richiedenti asilo, che sono una quarantina, un centinaio, sto parlando di tutti i migranti presenti nel nostro territorio e inseriti già nel nostro territorio perché abitano qui, perché lavorano qui, o come badanti, o come colf, o come marinai, o come muratori, camerieri, pizzaioli, li troviamo spesso, no? Ecco, è un mondo molto vasto, molto variegato, presente nelle nostre realtà. Devo dire che non è facile riuscire ad avere un contatto diretto con tutti. Come Chiesa noi abbiamo come dei punti in cui si è iniziato un dialogo con alcuni di loro, no? Quindi a Rapallo, nella mia parrocchia San Pietro di Novella, c'è un punto di riferimento per i filippini, nella parrocchia di San Gervasio e Protasio c'è un appuntamento mensile per il popolo tamil e anche per il popolo, per le persone che provengono o dalla Moldavia o dalla Romania o dall'Ucraina e si ritrovano alla domenica pomeriggio, che è il momento in cui loro sono liberi, perché per il 90% sono tutte persone che come attività fanno da assistenza agli anziani o agli ammalati. Poi a Lavagna, presso la parrocchia di Maria Madre della Chiesa, e a San Giovanni, presso la parrocchia di San Giovanni Battista, ci sono come dei punti di riferimento per tutto il mondo latinoamericano. Ecco, questi sono i nostri punti in cui abbiamo iniziato a avere un dialogo, un rapporto con loro, e vediamo che questo rapporto che si è creato aiuta come dire, noi italiani a riscoprire che loro sono
a pieno titolo parte della nostra esperienza ecclesiale e aiuto loro a sentirsi a casa, insomma, anche se non è la loro patria d'origine, non è il loro ambiente, però sentirsi a casa. Vedo che in questi anni questo momento è diventato sempre più familiare. L'arrivo del Natale è l'occasione per lo scambio degli auguri e per le celebrazioni dell'Eucarestia nei luoghi di lavoro del nostro territorio. Ora andiamo in Fincantieri, che sta vivendo un momento particolarmente positivo, e così l'occasione dello scambio degli auguri natalizi con il Vescovo è stata anche quella per provare a tracciare un bilancio dell'anno che si è appena concluso e guardare con rinnovata fiducia all'anno che sta per iniziare. Il calore del Natale ha riscaldato anche le fredde lamiere e le componenti statiche delle imbarcazioni in costruzione al cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso. Il vescovo Alberto Tanasini ha formulato gli auguri alle maestranze, ai responsabili dei settori e ai dirigenti dello stabilimento. Al di sopra di ogni strategia, ha detto, deve esserci sempre l'attenzione all'uomo. Il Natale 2018 per il cantiere rivano arriva in un momento particolarmente positivo. Il cantiere sta bene, sicuramente è in salute quest'anno, lo sarà i prossimi anni, come è stato anche nell'anno passato, quindi siamo in un periodo positivo, sia come carico di lavoro, come assunzioni, insomma è un periodo buono. Ultimiamo le FREMM, ci sono le nuove navi della Legge Navale, c'è tanti prodotti della Marina Militare Italiana, insomma il lavoro ce n'è, la meccanica quota parte ai prodotti, diciamo, che realizza anche per conto di Marina Militare, quindi accessori, parte di pinne, tutto ciò che compone la nave, quindi insomma diciamo che sono cariche, ecco, le officine. Il momento felice anche dal punto di vista occupazionale, con la prospettiva di nuove assunzioni. Le assunzioni fatte in questi anni sono tutte incentrate sul territorio, nel senso non è che principalmente cerchiamo di prendere nell'ambito ligure, genovesato, la provincia, insomma questo quello che offre ovviamente, e anche qui nel territorio ci sono persone che abitano in via Erasmo Piaggio e quindi lavorano qua, quindi voglio dire assolutamente il territorio ne beneficia, sia come indotto che come Fincantieri diretti. Anche per il 2019 ci sarà un incremento, sempre come dire misurato con la accortezza di fare degli inserimenti utili, tecnici a tutti i livelli, e come dire, anche per cercare di prepararsi ai nuovi carichi di lavoro, vedere se ci sono diciamo delle situazioni da sanare in base anche a, potrebbero esserci insomma per pensionamenti, insomma tenere sempre, diciamo, un organico utile a far sì che il cantiere funzioni, ecco. Gli auguri del Vescovo, allietati dalla presenza del coro dei dipendenti, sono stati di sprone ad andare avanti sulla strada intrapresa, senza dimenticare i momenti difficili. Chi ogni giorno viene a lavorare come tutti noi dobbiamo essere, come dire, orgogliosi di farlo a qualunque livello. Siamo fortunati, tutti, chi più chi meno, chi viene da lontano, chi viene da vicino. Il pensiero che le cose continuino così, in maniera positiva, aumenti il benessere per tutti. Cogliamone i frutti, cogliamo l'aspetto positivo di questo momento e portiamocelo, ricordiamocelo tutti i giorni, ecco, perché poi, come dire, i momenti buoni ci sono, ma possono essere anche momenti meno buoni, quindi bisogna far tesoro nei momenti positivi e ricordarseli sempre. L'Anfas Villa Gimelli si trova a San Michele di Pagana, a cavallo del territorio di Rapallo e di quello di Santa Margherita Ligure. È una struttura molto grande che offre servizi residenziali e diurni per persone con disabilità ormai da circa 30 anni. Fra mille difficoltà anche quest'anno c'è stato il tradizionale scambio degli auguri natalizi con gli ospiti della struttura, i familiari, il personale, e quest'anno c'è stata la celebrazione della messa presieduta dal Vescovo, un'occasione per provare a tracciare una riflessione dedicata alla figura di San Giuseppe, che è stata anche un'occasione di riflessione proprio sul servizio svolto da Anfas nel nostro territorio.
I ragazzi ospiti dell'Anfas Villa Gimelli hanno aperto le porte della struttura che li accoglie ogni giorno ai familiari, agli amici e ai sostenitori, oltre che agli amministratori locali, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi che quest'anno ha avuto al suo centro la Santa Messa celebrata dal Vescovo Alberto Tanasini. Una presenza più che gradita in un anno speciale che si sta per chiudere, quello del 60° anniversario di fondazione. Al termine della celebrazione dell'Eucaristia, il Vescovo ha trascorso poi l'intero pomeriggio con i ragazzi ospiti, i loro familiari e il personale della struttura. È stato un regalo, veramente un regalo enorme, e lo ringrazio ancora. E oltre al regalo è il significato di famiglia che si respira qui a Villa Gimelli, significato che comunque viene rinforzato da questa presenza, da queste presenze. Veramente è una giornata particolare. Noi è estremamente positiva. Nel corso della celebrazione della messa, il Vescovo ha invitato a guardare nel presepe la figura di San Giuseppe, il padre silenzioso che prende su di sé l'impegno forte a spendersi per Maria e per Gesù. Ecco, questo uomo ci parla della sua fiducia in Dio e della sua disponibilità. Ecco, anche per noi impariamo da Giuseppe a fidarci di Dio. Anche noi impariamo da Giuseppe a fare volentieri quello che capiamo essere il desiderio di Dio per noi. Fidiamoci di Lui e affidiamoci a Lui. L'Anfas Villa Gimelli serve ragazzi ospiti provenienti dal Tigullio occidentale e dal Golfo Paradiso. Seguiamo un centinaio di ragazzi, 38 in regime residenziale, poi semiresidenziale, ambulatoriali, domiciliari. Abbiamo una cinquantina di dipendenti più una ventina di consulenti, pertanto anche una realtà estremamente significativa dal punto di vista anche occupazionale ed economico. Questo in convenzione con la AS4, con la AS3, con i comuni. Il costo del servizio è in parte a carico della parte pubblica, ma in larga parte e in maniera sempre più preponderante in questi anni pesa sulle spalle delle famiglie. Questo però non scoraggia i responsabili della struttura che portano avanti il lavoro iniziato da Rosina Zandano 30 anni fa. È iniziata, era una cosetta piccola, una cosetta semplice, adesso è una cosa ben più complicata. E il 2019 sarà ancora più complicato perché basta leggere i giornali tutti i giorni. Ecco, e vediamo che i contributi statali, le varie provvidenze, le varie rette sono sempre più in fatica, ma noi ce la metteremo tutto, con l'aiuto delle nostre famiglie, di tutti quelli che ci circondano, delle amministrazioni pubbliche, ma anche dei semplici volontari. Faremo raccolte fondi, faremo quello che dobbiamo fare per mantenere tra l'altro la qualità dei nostri servizi, per mantenere e non lasciare a casa nessuno. Questo è il nostro impegno, il mio impegno anche come Presidente. A pochi giorni dal Natale c'è stata la tradizionale celebrazione eucaristica per le lampade ardenti, il gruppo di persone che vivono il servizio di adorazione eucaristica notturna al Centro Benedetta Acquarone di Chiavari. Quest'anno la Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguineti. Vi mostriamo il servizio relativo a questo appuntamento e subito dopo potrete seguire un servizio relativo alla celebrazione della Santa Messa per gli aderenti alla comunità Pro Mundi Vita, che in questo caso si impegna nell'adorazione eucaristica quotidiana nella Cappella Maggiore del Seminario, ogni giorno dalle 16 alle 18. Le persone che aderiscono a questa associazione, a questo movimento, si impegnano a pregare soprattutto per le vocazioni. Vediamo. XVIII anno in cui le lampade ardenti si ritrovano per celebrare il Natale, in vista del Natale. Che momento è stato questo? Come tutti gli anni è un momento emozionante, soprattutto per la presenza degli anziani che nonostante il cattivo tempo e nonostante la loro età sono sempre presenti e lo fanno questa loro presenza non per dovere ma perché per sentito e per la loro
affezione verso il Santissimo Sacramento. In 365 giorni solo 9 non sono stati coperti dalle lampade ardenti. Sì, solo 9, nonostante ci sia stata una diminuzione della presenza da 250 persone distribuite nell'arco dell'anno, questa presenza si è molto ridotta. Però diciamo che le riserve sono coloro che aiutano a che questo ammanco sia coperto con molta tenerezza, e soprattutto la loro presenza è preziosa per noi, perché il Signore la notte non rimanga solo. Lei ha detto: chiediamo a Don Nando che ci sia nuovo olio per queste lampade. Che impegno è richiesto per chi volesse comunque entrare a far parte di questo gruppo? L'impegno è un impegno che non deve scoraggiare, perché Don Nando ha detto che se l'adorazione è notturna, e quindi è giusto che venga coperta la maggior parte della notte, dalle 10 alle 4 del mattino. Però col passare del tempo abbiamo visto anche che questo turno può essere anche adattato di volta in volta a seconda delle necessità, dell'indomani, soprattutto per quelli che hanno impegni di lavoro. Lei è una lampada ardente, da quanto? Da tantissimi anni. È stato Don Nando che, appunto, quando ha iniziato questa bellissima cosa qui, ha chiesto se volevamo partecipare, se volevamo aderire. Con gioia l'abbiamo fatto, anche con paura all'inizio, perché ci spaventava il fatto di passare la notte, mentre invece poi abbiamo capito che era un tempo molto bello, un tempo di pace, un tempo di preghiera, di intimità che non si poteva trovare in nessun altro posto. Che tempo è quello dedicato all'adorazione nelle ore notturne? Il tempo che rende di più, veramente. Io anche quando ho degli impegni li trascuro, perché dico sicuramente il Signore lavora per me in questo momento, e glielo ricordo mentre sono qua con Lui. È il tempo più bello. Se la gente sapesse che cosa significa stare con Gesù da soli, potergli parlare, poterlo ascoltare. Qualcuno dice che i tempi previsti sono un po' lunghi, dalle 10 di sera alle 4 del mattino. A me accade sempre che le 4 sono passate da un po' e non me ne sono accorta, e riparto da qui con le ali. Ecco, veramente è qualche cosa che si deve provare, non si può descrivere. Questa è un'eredità di Don Nando, lasciata da Don Nando. Non a caso viene celebrata la gioia, la Domenica della Gioia oggi. Queste due ricorrenze sono fortemente legate, l'adorazione e la gioia. Sì, lo dicevo anche nell'omelia, è bello il fatto che quest'anno la messa per le lampade ardenti sia coincisa con questa terza domenica d'Avvento, che appunto è la Domenica della Gioia per l'avvicinarsi del Natale. La gioia appunto cristiana è legata alla scoperta che non siamo soli nella vita, che c'è una presenza che cammina con noi, ci custodisce, e certamente una delle forme con cui questa presenza ci accompagna è proprio l'Eucaristia di cui ci nutriamo, l'Eucaristia con cui possiamo sostare in silenzio nell'adorazione, ed è una cosa molto bella che Don Nando abbia voluto che, come dire, l'anima di questa grande opera fosse questa preghiera notturna che si eleva silenziosamente ogni notte da ormai 18 anni, dove tante persone con semplicità stanno con Gesù e si lasciano, come dire, prendere e entrano in colloquio con Lui. E davvero questa è la gioia più profonda, credo che sia una cosa bella, e avere anche così il coraggio di provare, non aver paura. Chi magari non è mai venuto a fare l'adorazione notturna, provi a venire. Magari all'inizio sembrerà una cosa strana, difficile, poi invece uno si accorge che è davvero un tempo di grazia, di riposo e di gioia. Il prossimo appuntamento significativo per le lampade ardenti, ma anche tutti coloro che vogliono portare avanti l'adorazione, sarà la notte tra l'ultimo dell'anno e il 1° di gennaio. Cosa si svolgerà? Notte di Capodanno diversa, simpaticamente diversa per chi vuole pregare invece che danzare, o danzare spiritualmente invece che danzare fisicamente. È possibile dalle 22 ritrovarsi davanti al tabernacolo, poi concludiamo insieme con la celebrazione della messa di mezzanotte. Ci troveremo attorno a Maria Madre di Dio che ci consegna Gesù,
e che ci consegna anche un nuovo anno da vivere, riflettendo anche sul messaggio del Papa, come facciamo tutti gli anni per la giornata della pace. Quindi l'invito è aperto a tutti, chi vuole. Centro Acquarone dalle 22 in poi è messa ore 00 del nuovo anno. Non hanno un valore secondario l'adorazione eucaristica e la preghiera per le vocazioni, anzi, questo servizio svolto nella semplicità dalla comunità Pro Mundi Vita ha una importanza fondamentale per tutta la comunità diocesana. Il vescovo Alberto Tanasini lo ha messo in luce formulando un appello al termine della celebrazione eucaristica presieduta nella cappella del seminario alla conclusione dell'anno di impegno per i volontari del gruppo. Un appello ad altre persone, a nuovi volontari, ad aderire formalmente all'associazione ma anche semplicemente a prendere l'impegno della preghiera. Credo che sia un impegno che davvero in un qualche modo sostiene tutto il desiderio della nostra Chiesa di essere fedeli al Signore, annunciatrice del Vangelo, sostenitrice della bontà degli uomini, desiderosi della salvezza, quindi della gioia, della felicità, quella vera, quella che nasce dal profondo del cuore. Un appello dunque largo, motivato, rivolto a tutti. Mi rivolgo, mi permetto di dire, in particolare ai giovani. Non trascurate questa possibilità. Lo faccio anche perché noto che quando si offre a loro la possibilità di pregare davanti al Santissimo lo fanno volentieri e quindi venite qui, date un po' del vostro tempo al Signore. Chi si impegna nell'adorazione sceglie un turno settimanale ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tranne il giovedì, fra le 15 e le 17 nella cappella del seminario, oppure il giovedì dalle 17 alle 18 in cattedrale. Quest'anno il gruppo ha registrato un seppur lieve incremento delle presenze. Dopo un periodo di stanca si sta lentamente riprendendo. Quest'anno abbiamo registrato giorno per giorno le presenze su un'agenda e abbiamo notato un sia pur lieve, però incremento di presenze. Devo dire questo, che molti rifuggono, virgolette, dall'iscriversi, cioè dal prendere l'impegno in modo definitivo, continuato, però vengono lo stesso. Questo è importante, è il segno di fedeltà. Sì, è la libertà dei figli di Dio, io penso che sia quello. La fedeltà c'è, ecco. Poi d'altra parte noi non abbiamo mai atteso folle, ma persone che vengono con l'intenzione di adorare anzitutto e con una domanda al Signore che è quella delle vocazioni, di tutte le vocazioni. Io direi che di anno in anno si iscrivono in questo periodo di Avvento e poi vanno avanti fino all'Avvento successivo. Quindi coloro che desiderassero impegnarsi possono farlo tranquillamente, senza tante cose. Ognuno sceglie un'ora, mezz'ora alla settimana in questo tempo, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17 qui nella cappella del seminario che si affaccia sulla piazza della cattedrale. Oppure in cattedrale il giovedì, però dalle 5 alle 6, dalle 17 alle 18. Quanto è importante la preghiera? Può arrivare davvero lontano secondo voi? È fondamentale su tutto, quando il Signore è al centro di tutto, e però per avere il contatto col Signore abbiamo bisogno di pregare, di metterci in contatto, di accogliere il Signore che ci vuole bene, ecco. Il Signore ti dà tanto, veramente, con la preghiera è tutto, che ti dà la forza di andare avanti, cresci. È importante pregare per gli altri, per i seminaristi, per tutto. Per me è una cosa, l'ho scoperta, importantissima. In questo momento di preghiera lei ad esempio a cosa pensa? Perché cosa prega?
Il primo posto metto i seminaristi, poi tutte le persone malate, sofferenti, per la pace nel mondo, ma per le famiglie, per i bambini, per le famiglie che si distruggono con tutti i bambini, che sappiamo che le famiglie che sono proprio attaccate, le famiglie, per i giovani, veramente. Si è mai sentita delusa vedendo come va la situazione o lei crede comunque nella forza della preghiera? No, la preghiera è una grande forza, posso testimoniare veramente, l'ho provato tantissime volte, guarda, la preghiera, perché noi come rinnovamento ci preghiamo uno per l'altro, ma poi anche da tante parti, ci sentiamo sollevati uno con l'altro quando preghiamo uno per l'altro. Sono diverse le manifestazioni che vengono organizzate in questo periodo prenatalizio e che ci immergono totalmente nel clima del Natale. Una quest'anno particolarmente importante è stata il Presepe Vivente organizzato dalla Scuola Maria Luigia di Chiavari, che si è snodato proprio per le vie di Chiavari. C'è stato l'inizio sul Sagrato della Cattedrale con la rappresentazione degli antichi mestieri, un percorso punteggiato da canti nel centro storico di Chiavari e poi la conclusione con la rappresentazione della Natività in piazza San Giacomo di Rupinaro. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la parrocchia di San Giacomo di Rupinaro e in collaborazione con l'associazione Amici di Simone Tanturli. Vediamo. Dalla cattedrale a piazza San Giacomo è andato in scena a Chiavari il Presepe Vivente dell'Istituto Maria Luigia, non nel chiuso delle aule ma in pieno centro. La rappresentazione della Natività infatti ha avuto inizio sul Sagrato della cattedrale e proseguita con canti di Natale lungo il Carruggio sino ad arrivare sul piazzale della chiesa di Rupinaro per l'adorazione davanti alla capanna. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con la parrocchia e con l'associazione Amici di Simone Tanturli. Abbiamo cercato di rappresentare di nuovo, come era accaduto tanti anni fa, il momento della nascita di Gesù e ci è sembrato bello poterlo portare in centro a Chiavari quest'anno invece che come gli altri anni nella nostra scuola. Il Presepe Vivente in centro a Chiavari, che percorso avete seguito? Allora, inizialmente siamo partiti drammatizzando i vari mestieri, i mestieri antichi, quindi dai più piccoli con le sarte, i vasai e falegnami, e poi a seguire tutti i mestieri come i contadini, le lavandaie, i panettieri, anche i giocatori di carte. Poi da qui ci sposteremo in Carruggio dove faremo alcuni canti di Natale fino ad arrivare alla piazza di San Giacomo di Rupinaro dove ci sarà la capanna della Natività ad attenderci, che adoreremo per alcuni momenti con alcuni canti. Quanti bambini avete coinvolto? Allora, dalla scuola dell'infanzia, quindi dalla primavera, e dai più piccoli fino alla scuola secondaria di primo grado, e saranno circa 250 bambini. Sono coinvolti anche genitori che ci hanno aiutati a preparare le varie postazioni e alcuni nonni che si sono offerti volontari di aiutare i bimbi nei vari mestieri. Che cosa vuol dire oggi riportare il Presepe Vivente in centro in una città? E volevamo in modo semplice raccontare di nuovo quello che è accaduto tanto tempo fa, che per noi è proprio una cosa importante, quindi non qualcosa di perfetto ma qualcosa di bello. C'è una bella cornice di pubblico e questo è anche il senso di coinvolgere le persone che sono presenti a Chiavari. Assolutamente, il nostro interesse era proprio quello di rendere tutti partecipi a questo evento. Seguiamo la stella, venite tutti paesani, mettiamoci in cammino. Pietro, che cosa stai facendo? Sono il vignaiolo e siamo quelli che calpestano l'uva. E tu lo aiuti? Sì. Vi siete preparati a questo momento? Sì, molto. Che cosa ti piace del Presepe Vivente? Che ci sono i genitori che ci guardano e dove li hai trovati questi vestiti? li ho comprati. E tu? Io invece ce li avevo già a casa. È divertente? Sì. Che cosa pensi del portare il Presepe Vivente in centro a una città? Che sia un momento bello per far vedere a tutta la gente che Gesù rinasce? Sì. Come ti chiami? Chiara. Chiara, e tu? Federica. Federica? Carolina. Carolina, che cosa state facendo? Le tartine. Aspetta, lo chiedo a lei. Che cosa state facendo? Le tartine? Come? Che cosa c'è qui? Che cosa ci puoi dire? Con il pane ci mettiamo sopra l'olio. E tu gli dai una mano? Sì. Che cosa fai? Prendo il pane e metto l'olio. Ma che cosa ti sei vestita? Da contadina. E ti piace questo
personaggio? Sì. È bello portare il presepe in centro, in città? Sì. Ci sono i vostri genitori? Sì. Sì, chi c'è? Chi c'è? Mamma e papà e lo zio e la nonna. Siete contente? Sì. Che cosa state insegnando ai ragazzi? Io ho insegnato il falegname. Stanno segando, battendo i chiodi e abbiamo fatto un banco da falegnami e sono tutti intenti a fare questo mestiere. Hanno le seghe, hanno gli attrezzi. Sembrano interessati e divertiti. Divertiti. Soprattutto gli è piaciuta l'idea di piantare dei chiodi e di segare, quindi abbiamo trovato il sistema per farli giocare. Che cosa state facendo? Stiamo facendo i falegnami. In particolar modo che cosa vi hanno insegnato? Di tagliare i pezzi che ci troviamo qua. Vi siete preparati nei giorni scorsi per questo presepe? Sì, abbiamo fatto tante prove. Siete travestiti da falegnami, dove avete trovato questi capi d'abbigliamento? Li abbiamo trovati per casa oppure li abbiamo comprati. Ci sono i vostri genitori? Sì, sono qua in mezzo, il pubblico. È bello fare il presepe in mezzo alla città? Sì, perché si sta a contatto con i bambini piccoli. È bello, secondo lei, portare il presepe vivente in città? Certo, è una cosa bella, almeno insomma, tendiamo un po' a ricapire il significato del Natale, e i bambini soprattutto cominciano a seguire le tradizioni. I suoi nipoti erano contenti nei giorni scorsi, prima di venire qua? Entusiasti, emozionati, vibranti, senz'altro. Vi ricordo gli orari delle celebrazioni eucaristiche che saranno presiedute dal Vescovo in cattedrale in occasione del Natale, che potrete seguire in diretta su Telepace. La sera della vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre, a partire dalle 23:15 trasmetteremo l'ufficio delle letture e la Santa Messa della Natività in diretta dalla cattedrale. Martedì 25 dicembre saremo in diretta a partire dalle 10 con la Santa Messa, appunto sempre dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito e tanti auguri di buon Natale a tutti voi.